stato chiamato alle 4 dalla vigilanza che avevano visto che c'era tentato di fare un buco, dopodiché è arrivato, abbiamo chiamato i carabinieri e invece di uno ne hanno fatti due praticamente, probabilmente c'era una talpa che li ha avvertiti dove c'era la cassaforte, hanno aperto la cassaforte dopo aver fatto numerosi danni e gli hanno portato via tutto quello che c'era dentro nella cassaforte, oltre che a dei computer e altre cose che hanno trovato in sede in questo caso. Abbiamo visto delle immagini dalle telecamere, l'ora, nel giro di un'ora hanno fatto tutto. Mi dispiace perché era passata da poco la vigilanza e non se n'è accorta di quanto è successo alla fine, però più di così non è che possiamo fare, ecco, dispiace, ma se si sono arrivati subito i carabinieri, però ormai il fatto era già successo. Ripeto, al posto di uno ne hanno fatti due fuori, sono arrivati dentro, il sistema d'allarme purtroppo non era in copertura in quel posto dove sono entrati e lì sono riusciti a far man bassa di quello che hanno trovato alla fine.